ma sabato 27 agosto sarà veramente una bomba! Eleggeremo la Miss Topolini 2011 ed il tutto tra sfilate di Griff e stilisti di fama internazionale. Ospiti importantissimi. Il comico di Colorado Café Stefano Chiodaroli, comico ma anche grande attore. Una serata di gran gala che non possiamo proprio perdere. Anzi, scusate se vado di fretta, ma devo andare a prendere un super vestito per la serata. Non posso mica fare brutta figura. Ciao Carlotta, ora ti presento una nuova finalista di Miss Topolini. Ciao, chi sei e che numero sei? Sono Scilla Curis e sono al numero 7. Sei contenta di essere arrivata in finale? Sì, ovviamente sono contentissima, però è stata una grande sorpresa, insomma non me l'aspettavo. Ma anche l'iscrizione ai casting com'è venuta? Cioè, l'hai deciso tu o qualcuno ti ha convinto? No, l'ho deciso da sola, doveva essere una cosa fatta con mia sorella, ma alla fine sono andata da sola e sono contenta di esserci andata. Ottimo, tua sorella ti ha fatto i complimenti per essere arrivata in finale? Sì, mi ha fatto i complimenti ed è molto contenta anche lei. Perfetto. Qualcosa già su di te? Qualche, non so, cosa fai? Se hai qualche hobby? Devo frequentare l'ultimo anno del liceo classico Dante Alighieri, linguistico. Sì, mi piace andare a scuola, mi piace molto studiare le lingue. E quindi già ti chiedo, che lingue studi? Francese, spagnolo e inglese. Hai già in mente il tuo futuro? Se studierai o che lavoro vorresti fare da grande? Vorrei cominciare frequentando l'Università di Scienze Diplomatiche a Gorizia e poi si vedrà le occasioni che si presenteranno. Beh, mi piace questa carriera diplomatica e ti auguro tutto il meglio. Vedo che qua con te c'è qualcuno. Hai voglia di presentarceli? Chi sono? Questa alla mia sinistra è mia sorella Fedra, è la mia gemella. E invece... Anche se non ci somigliamo molto, ma sono la gemella, sì. E invece alla sua sinistra c'è il suo ragazzo, nonché mio amico da molti anni, Andrea. Ciao, sono Fedra, ho 18 anni come la mia sorella, siamo gemelle anche se non ci somigliamo molto e frequento il liceo Oberdan scientifico, sono al quinto anno ormai e sono stata molto sorpresa della diciamo quasi vittoria di Scilla, spero infatti che arrivi almeno tra le prime tre. E così insomma ci teneva molto e sono molto contenta per lei. Beh, bello il fatto che ti sia come sorella, che ti sia vicina. Chiaramente mi verrebbe da chiederti quello che ci ha detto prima Scilla. Come mai non hai voluto partecipare a Miss Topolini? Non so, volevo che fosse più una cosa sua perché ci teneva di più lei, ecco, quindi per questo motivo. Quindi già vediamo una sorella molto generosa. Allora, dici, modesta soprattutto. Allora, dici qualcosa riguardo a Scilla, magari qualche aggettivo per descriverla o riguardo alla vostra sorellanza. Diciamo come pregi ha la caparbietà e la testardaggine, e, cioè se vuole fare una cosa va fino in fondo, questo è il suo pregio, esatto. E come difetti diciamo è molto molto disordinata e ogni tanto mi ruba i vestiti e questo mi dà molto sui nervi. Quindi vuol dire che portate le stesse cose, che vi piacciono le stesse cose? Sì, quello diciamo quello è un vantaggio, però se non mi chiede mi arrabbio. Ma domanda piccola mia di curiosità, chi è nata per prima se siete gemelle? Sono nata io per prima. Quindi saresti tu la maggiore? Sì, diciamo di sì. Qualche ricordo riguardo a voi, riguardo magari qualche vacanza fatta insieme che vi è piaciuta, che ti è rimasta impressa? Allora, una vacanza che mi è molto piaciuta è stata a Pago nel 2008, che eravamo con la nostra famiglia, è stato molto bello, un'isola fantastica, ci siamo molto divertite anche perché eravamo sole così, non conoscevamo nessuno, abbiamo fatto amicizie, sì, molto bello. E ora siamo con Andrea, il fidanzato della sorella. Se non sbaglio mi pare di aver capito che tu e Scilla siete amici già da un po' oppure l'hai conosciuta adesso? No, l'ho conosciuta non so 3 anni fa mi sembra e ho iniziato a girare con queste due gemelle che non sembravano proprio sorelle e
tra le due mi è piaciuta di più l'Amora e da lì insomma niente, siamo messi assieme eccetera eccetera eccetera. Ottimo, quindi è una storia che va avanti ormai da qualche anno. Sì. Tu cosa studi? Raccontaci qualcosa di te. Fai sport, studi, lavori? Sport, lavoro non ancora fortunatamente, quindi cerco di godermi la vita. Chiaramente, che sport fai? Pallacanestro da un bel po', insomma, da quando ero piccolo, insomma. Qual è il tuo ruolo e in che squadra giochi? O giocherai il prossimo anno, se vuoi darci già qualche anticipazione? No, giocherò sempre lì al Venezia Giulia ad Aquiligna, il Sport di Aquiligna. E non so. Dici un aggettivo che ti viene in mente riguardo a Scilla. Ma molto timida, è riservata, però ha la sua classe, ecco. Bello da dire, ci piace avere classe, è sicuramente una delle qualità che dovrebbe avere una miss. E hai avuto modo di stare spesso con Scilla, nel senso magari uscite insieme tu, la sorella e Scilla come compagnia, oppure la vedi giusto perché essendo sorella chiaramente ti capita di vederla spesso? No, può succedere che usciamo assieme, ma la vedo spesso a casa, trovando Fedra. Ottimo, allora io vi ringrazio, vi chiedo di fare un saluto, magari anche un in bocca al lupo a Scilla. Allora, un augurio alla futura Miss Topolini, mia sorella Scilla, che sono sicura che vincerà lei. Ho rivelato le finaliste, speriamo. E niente, saluti a tutti, ciao. Buona fortuna. Abbiamo appena intervistato la sorella e il fidanzato di Scilla. Cosa ne pensi di quello che hanno detto e raccontato di te? Sono stati molto simpatici, ma soprattutto sinceri, e mia sorella è stata anche molto dolce. E ho apprezzato molto. Beh, allora li ringraziamo per essere stati così. Ritornando a te, raccontaci qualcosa in più. Ad esempio, che tipo di musica ascolti? Ascolto abbastanza musica, in modo particolare quando vado a correre o sono sull'autobus. Mi piacciono gli ABBA perché sono molto freschi, così mi danno allegria. Sta carica. Sì, e anche Michael Jackson mi piace, sì. Qualche canzone preferita o che ascolti magari spesso? Ma ascolto spesso Mamma Mia perché mi mette gioia e sì, ha giusta carica di mattina. Ma ricordami un po' come fa. No. Non canti? Non ti piace cantare? Non sei una di quelle che magari a casa sotto la doccia canta? Sì, devo dire che canto anche in un coro. Raccontaci un po' del coro. Da quanto tempo canti e dove lo fai? Ho cominciato alle scuole medie, dalla seconda media, proprio cantavo nel coro della scuola e poi andando al liceo ho continuato in quello della mia scuola e tuttora continuo. E la tua scuola è vicino a casa o ci mette tanto tempo per arrivare? Prendo l'autobus che si ferma sotto casa mia, ci metto tra i 5 e i 7 minuti, quindi arrivo quasi subito. Bello. E nel coro? Vabbè, sicuramente conoscerai tutti, ma delle persone che cantano con te, c'è qualcuno che magari viene a scuola con te o che vi vedete spesso? Tutti quanti vengono a scuola con me, essendo il coro della scuola, però... Ma quindi non è solo il coro delle medie, ma anche quello del liceo? Sì. A dire la verità siamo in poche, però siamo molto unite. Solo donne? Solo donne. Vi capita anche di fare dei saggi o di esibirvi in pubblico? Sì, facciamo dei piccoli concerti, magari con i cori di altre scuole, però molto bello. Ma scusa che ti chiedo, vi capita anche come nel film Sister Act di partecipare a dei concorsi? No, niente concorsi, cantiamo solo così per il pubblico e... Perfetto. E cambiando argomento, parlando magari di cinema, ti piace andare al cinema? Sì, mi piace moltissimo andare al cinema, vado come minimo 2 o 3 volte al mese, soprattutto in compagnia di una mia cara amica che saluto. E quindi che anche lei, come te, piace tantissimo andare. Il genere di film che ti piace è l'ultimo film che hai visto? Il genere che mi piace sono i film drammatici e forse anche gli horror, però l'ultimo film che ho visto è stato Harry Potter, che insomma ormai è diventato un classico e quindi bisogna andarlo a vedere. Hai seguito tutta la saga quindi? Sì, anche i libri e... Ah, hai addirittura letto i libri? Beh, brava, una cosa in più rispetto a quello che fanno tanti che seguono Harry Potter. E invece, riparlando dei tuoi gusti, un film che consiglieresti horror o drammatico? Drammatico, Remember Me, che ho visto qualche tempo fa, hanno dato per TV. Con che attore è? Robert Pattinson, che veramente mi ha fatto piangere per il finale, che non dico, però è molto triste. Grazie. E invece un horror che consiglieresti di vedere?
Ma io guardo quelli di Dario Argento, ce ne sono davvero tanti e sono molto spaventosi perché non è che ci sono mostri, cose così, ci sono più che altro sangue, assassini e quindi... E parlando di oggi, hai fatto la tua prima lezione di portamento nonché di ballo con il nostro coreografo che ci sarà, che presumibilmente farà le coreografie di quest'anno. Hai mai ballato prima d'ora? Ti è piaciuto? Dacci una tua impressione. Ho ballato 3 volte, faccio da un anno danza moderna, ho fatto il primo saggio 2 mesi fa. Com'è andato? Dai, te lo chiedo subito. È andato molto bene, mi sono divertito un sacco, anche se ho sbagliato certe cose, però emozione forse. E invece la lezione di oggi sì, mi è piaciuta, forse non mi aspettavo tutto questo movimento, tutta questa carica, ma penso che andrà bene. Quindi non hai paura a imparare quello che ci sarà da fare, ma ti allenerai tranquillamente. Sì, penso di sì. E invece riguardo alle tue compagne e alle altre finaliste, cosa ne pensi? Nel senso, le vedevi sciolte? Avevano paura? C'è chi non lo vuole assolutamente fare? Sì, c'è chi non lo vuole assolutamente fare, ma penso che deve prendere soltanto un po' più di coraggio. Invece c'erano altre ragazze che erano molto brave e si vede che sanno ballare molto. Che forse hanno fatto magari anche danza da tanti anni. Grazie Scilla per essere stata con noi e ora ridiamo la linea a Carlotta. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good